Siete in Orsaria e qua siamo nel mio laboratorio. O costruisco o realizzi le robe che i clienti hanno voglia di vendere loro chiese. Lavorare all'en mi piace perché ha un profumo, ha una sussistenza, ha una sua consistenza e ogni tocco ha di differente rispetto a un'altra roba. E ho realizzi prodotti unici per ogni cliente un'esigenza. Sì, perché il cale di tacu sì, che cale di tacu sì, però prima di fare tre taisca di sopra, sinistra, centro. Dal momento che bisogna scegliere le scuole superiori, bisogna scegliere un mestiere. I miei genitori mi hanno detto prova là a Via del Marangon e ho attaccato a fare il Marangon. Fatta la scuola a Cividad, noi e poi, e dopo finire le scuole sono la lavora in una fabbrica. Disegno che facevo il factotum, perché si leva in colà, i tox, si leva a levigare, prevalentemente era un levigatore, un fregantin, come che è disegno in Furlan. Però la passione per i mobili l'ho sempre avuta. Mi piace di più la progettazione, perché arrivi a esprimere ciò che hai del chiaf e a soddisfare le esigenze di un cliente. La cucina è la roba che mi piace di più, perché per come la penso io è di essere una roba funzionale, bella, che ha di piacere, e ha di essere un piacere fa di mangiare sulla propria cucina e ha di durare come minimo una vita. Non può durare designs. Quindi 5,70 1,359 sono 1, 2, 3. In questo momento sto preparando per sezionare il pannello per realizzare un semplicissimo mobile porta giubbins e poi per le scarpe. Il pannello che se non tu stai tanto attento si sbecca, si rovina, si strappa come così. Mi è sempre piaciuto realizzare, esprimere ciò che avevi del chiaf, di fare tutti i mobili di casa, io faccio io, come che mi piaceva a me. Ho ceduto una mia tecnica per fare i mobili, per arrivare a un livello alto. Quando hai sposato che etica, che il sistema qui di lavorare con le macchine non stazionarie ma mobili, l'avevi pensata col discorso di far arrivare il materiale direttamente al cliente e fargli il mobile direttamente a casa del cliente, se chiaramente aveva un spazio.
come essere a casa o come essere tu un capannone di un'altra persona, a me non mi cambia. Io arriverai sempre a fare il mio lavoro. Allora, io come sto mettendo sul bordo in PVC, sto mettendo sulle colle, sia sul bordo, che è il metodo tradizionale, che si prova una volta prima che venisse in furli sbordatrici automatiche. Praticamente come si prepara tutto, bordatura, si prepara il bordo per 2 tocchi, dopo si attacca a mettere d'unghia il mobile e si assembla. Secondo me chi mestiere ska manuali fra un po' di anni e la ranga sparare, perché non è un lavoro semplice e bisogna avere tanta pazienza e passione. Non del poi, io credo di essere uno dei pochi ormai restati a fare il marangon. Int che vedevo di fare quel lavoro qua, non credo che sia poi. A manco il mezz'ora, il radio di 50-60 km. Però come io ho il mobile, lo lascio qua, faccio così là da un cliente, a ti fa misure. Sono leato a chi statiare, per via che sì, tu sei nasciuto qua e qua insomma è abbastanza culinare, di qua vengo al Quarin, vengo a Mons, l'altra banda è il San Miguel, dura che è stata la Grande Guerra, quindi a livello storico le un po' che insomma li so se che le è succeduta storia, ecco. Modo che stiamo che si gardisce e che ha il saletto. Disin che sono leato proprio perché le nascute me pari e disin la mia origine arriva di chi sta a casa qua, proprio insomma era dove che stiamo come ecco, si sotto da San Michele, è un borgo rurale e come per le parti a Viodi, insomma, un tocco da me storia, ecco, di dove che arrivi, ecco. Che sono dei materiali che si possono dotare a chassis
cambia il tipo di materiale a seconda di dove che si va. Tutti gli oggetti che si vedono qua, compreso i tavoli, logicamente, che sono un po' attualmente uno dei sforzi che andai, insieme anche ai pisu e oggetti, è il stesso materiale che si adopera per i pavimenti, per via che è il fuart, perché logicamente una tavola ha di fa un uso di tavola. Insomma, il materiale cambia in funzione dal puesto dove che venne tutto. Ecco. Quando vi cominciato all'inizio, mi pare aveva una piccola ditta dove che si faceva disegni che riguarda un po' più i pittori e le robe d'interno, quindi dai murs, pittori di chassis, interni e esterni, e si faceva anche tutti i lavori scorrelati a quel. Però a me mi ha sempre piaciuto un po' di più il design, l'interior design, che robe che si fanno per dentro, e quindi mi sono un po' più specializzata appunto sull'interno. Lavorando appunto in Tanchines, hai chattato un po' che i materiali più buoni, che a livello di qualità mi davano anche una certa garanzia verso i clienti e verso appunto il committente, e di là insomma andai strutturato un progetto di interno dove che si passa dalla pittura al rivestimento di resinis. All'inizio era all'inizio si faceva per altri, quindi qui che era il committente o il privato o il studio di architetto, e come parallelamente, oltre che farlo per loro, disegno lo fasi anche per me, facendo un progetto di interior design dove che voglio fare alcune progettazioni direttamente in me, quindi progettazioni e la finitura si torna sempre ai vecchi materiali che vedete. La mia idea delle mie opere, che io ho fatto a Sica, sono interpretazioni di oggetti che a me mi hanno sempre piaciuto. Un richiamo all'origami, un richiamo alle vecchie cementine. In questa collezione che io andai creati, che sto creando plan a plan, perché sono in assoluto con i tavoli per arrivare all'oggettistica anche di arredo e alcuni talks esclusivamente di design, perché con l'esperienza dei materiali che io adopravi all'interno da chassis, li hai reinterpretati creando delle forme smesse e arrivando da, oltre che la mia visione dall'oggetto, anche una qualità a livello di bontà, a livello di qualità. Ecco. Che qua per esempio da linea da cementini, quindi disegno una linea che si rifasse un po' agli anni 70, ma anche a prima. Io ho sempre avuto un fascino fin di più di quel che riguardava appunto che i vecchi pavimenti, che lavorazioni, anche dal fatto della bellezza della lavorazione dei vecchi artigiani. In quel caso invece vi per esempio da un'altra collezione, una roba più artistica, perché è un pieting a tutti gli effetti. Era un pieting che mi piaceva questa forma qua, e quindi quando io c'è una forma che mi piace, dopo la reinventi e la fasi appunto diventare, in quel caso è diventata una tavola, ma qui sa che può diventare, magari può diventare anche un modellino, può diventare un'alzata di tavola o un oggetto di design a se stesso. Ecco. Che è un oggetto che mi piace pensarlo dentro in una libreria, mi piace studiata perché l'ambiente lì, ecco, secondo i plans, e ha anche che ha un richiamo sostanzialmente un po' come che lei nassuda, mi piaceva un po' che i film di Alienos, di UFO dagli anni 70, e quindi la forma dopo è nassuda così, ecco. Quando la forma funziona, assemblata e tutto, che sono tanti robot che fatto, diventano, come in quel caso il far diventare un origami anche un oggetto che può usare tutti all'ambiente. E subito dopo si va appunto a discutere colori, forme e i materiali che io ho sempre adoprato vengono dopo reinterpretati dai modellini o dopo dai tavoli reali, come per esempio che è una dei miei prodotti che è stata venduta da Linea Origami, dove hai fatto proprio un video dove che spiega tutto il discorso che da charta, in quel caso da charta si arriva dopo alla forma pleant, un foglio di charta si arriva alla forma di una tavola, e le texture che vengono riproponuti vengono dopo doprati per realizzare insomma, i vari oggetti.
materiali che io adopri tendenzialmente mi piace anche perché è tutto un studio anche a livello di rilascio basso di odore all'ambiente, di VOC, quindi un po' tutti i miei prodotti sono, cioè, mi interessa curanza che la spieghi lì. Per me e per le case dopo che si va a lavorare logicamente, quindi i materiali sono materiali di qualità, giteni insomma alla qualità e alla tipologia di materiale che viene adoprato oltre che alla bellezza e al gusto estetico. Un'altra bella lavorazione che viene fatta con un'altra azienda è vi metto sempre in un origami, quindi un piccolo da gamba, ecco, viene fatta in altri materiali, in quel caso è un modello appunto perché io lavori sia con i modelli che i Tox Grunge, no? E in quel caso vi metto una madreperla perché loro lavorano appunto in questi pieris, questo tipo di materiale fino ad arrivare all'agata, la Tiger Eye e tanti altri, ecco che è un altro dai prodotti. I miei prodotti hanno un camaleon come ispirazione, difatti il suo motto si mimetizza ma si nasconde in plena vista, nel senso che comunque le tavole sono importanti, si oggetto, però si rididaggi una forma che è può di sta in un ambiente. L'idea nasce col fatto di perché camaleonte, perché lui si va l'idea iniziale era che si va a mimetizzare all'interno dell'ambiente, perché il stesso materiale che io hai sempre doprato per fare l'interno da chassis, come si ripropone sui oggetti e quindi lui sostanzialmente va a nascondersi all'interno dell'ambiente, appunto perché può dare in essi stesso materiale dal pavimento a parete smanciata a tavola e così il disegno è nassuda e dopo ha logicamente spaziata anche sulla congiunzione di più materiali, appunto come che hai contato prima, possono essere di cementini, ma due materiali che dopo tutto può scattare all'interno da casa, quindi è un combo che va secondo me a creare la giusta combinazione di materiali. Mi piace tanto la matericità e dà un po' un'unicità a un prodotto, la differenza è che purtroppo siccome è un prodotto in serie sono perfetti, probabilmente più perfetti del prodotto fatto a artigianalità, però piarto un po' di sé che è stata una tua esperienza, e quindi non tu hai un tocco unico, non è un tocco che sarà mai compagno di che l'altro, con la sua imperfezione, ma secondo me mi piace pensare che l'imperfezione, cioè sono imperfetti i tocchi come imperfezioni di persone, nessuno è perfetto e quindi di conseguenza mi fa piacere pensare al mio tocco come a un tocco imperfetto, ecco, a la sua unicità e la sua bellezza. E sin a ci ho preso la mia officina, una officina Fabril. Praticamente sono state le aziende che sono state tramandate di pari in fi, dopo che me pari è andata in pensione e l'ha pensato che era meglio stare con i frus, con i nevos, piuttosto che stare a lavoro. Che officina qua è nata dal 2020, appena prima del Covid. Le aziende scommettono con me pari, dal 1994, per costruire un plan di aspirazione per il triangolo da Chadre. E dopo, col sbassarsi da richieste da Chadre, da lavorazione dall'EN,
si impartà a sviarsi una lavorazione normale, fabril, di carpenteria, perciò facevi gli stessi robi che sono fare, perciò ringhieris, portons, stialis. Man mano che si lascia in davanti col lavoro, mi pare è arrivata alle pensioni, è andata in pensione e io ho pensato di viargi una mia azienda tal puesto dove ero prima con me pari e viargi una carpenteria. Io faccio prevalentemente i lavori di fare, ma mi piace anche lavorare robe in particolare, come l'azzar corten o corten, che è un azzar particolare che l'osside e ha queste pattine di rusin per giore. Sto spalmando un acid. Dentro dal corten c'è una piccola quantità di cromo e di ramp. Il cromo e il ramp a contatto con l'acid vanno in reazione e creano l'ossido. Innanzitutto si crea l'ossido di ramp e dopo, una volta ossidato il ramp che ha fatto le sue pattine verde, si ossida il fiar che è contenuto dentro il talazzar e il chiappa le sue colorazioni gialle, marron. Che i due ossidi dai materiali messi insieme e creano una pellicola davanti dal materiale che lo preserva dai duci eventi atmosferici, da ploe, dall'aria, dal sorelli. Col tempo ho imparato anche a battere il fiar, che con i doprat le versioni moderne da vecchie fusine, le vecchie fusine funzionavano col carbone, buttando dentro aria per arrivare a temperature giuste. Che moderni invece funzionano a gas e si sta manco il tempo per arrivare a temperature, ma il loro lavoro lo fanno bene e non si fa tutte che fumere che erano una volta dentro la fusina. Per lavorare il fiar bisogna scaldarlo a 200, più manco il 200 gradi e fin quando c'è una colorazione rosso ceriese si dice, ha di essere le stesse rosse che hanno le ceriesi. E dopo, una volta che ha acciappato che temperatura è lì, si può lavorare battendo sulle inquine. Io per esempio, quando mi piace fare robe artistiche, io ho sponda natura. Perciò ho fatto da bancini, dai taulini, spiei, lampadari, robe del genere, dove era sempre importante le parti naturali. Perciò partì di un alc che a me è un arbol e che ho un bambù, ho fatto anche robe che sameave bambù, e di che lì costruì un alc che può servire alle int.
ogni dì che passa pare sempre alc. È sempre un alc di pensaggi per arrivare a fare il lavoro dal minor tempo possibile e che il samedi il più possibile ha una ramassa, un arbolo, una fuori. Il mistero del fare plan plan che sta scomparendo. Che si vedono in giro e hanno... Ad esempio io sono uno dei più giovani e ho già 46 anni. E perciò è un lavoro che plan plan allarà a perdersi. Ho veduto che io, ma anche altri miei colleghi, hanno fatto tanto lavoro e che non arrivano a portarlo fuori. Poi ho cominciato a fare artigianato artistico perché stavo mettendo a posto case dai miei. E stavo facendo i lavori, perciò a un certo punto avevo di fare le scale che avevano dal primo plan e allora ho detto a me pari, sì, ma dato che noi siamo qua, facciamo algo di un innin più bieluto, di un innin che non sì, che il fa sviodi che facciamo a fare quei lavori. E allora abbiamo fatto le scale, una scale moderne, con scale in azzar, con i scalini veri, che si vede sotto, insomma, una roba belle, luminose, però le ringhiere sono state fatte come un tralcio di una ramasse che passa su con tutti i fuori per cuviarsi, per dare un innin di sicurezza a cui va su parciale. Poi dopo hai fatto una bancine perché avevi di là in fiere a Udin, allora hai detto, dato che sono anche altri sfari, facciamo alc che le inte vengono lì, si ferma per bancine e dopo magari avvio anche il resto, le ringhiere, le porte che facciamo. E ha funzionato, insomma, che lì era già un innin più sistemato, un innin migliore. Dopo ho avuto le fortune tramite associazioni che fanno mostre di artigianato artistico di fare da questi mostri, perciò loro danno un tema e ogni anno danno un tema e io in base a quel tema lì io faccio una roba che mi diventa il ciao, sempre pensando che sia di algo di funzionale. Perciò io faccio sì agli artistici, però la di sì una funzione, la di diventare d'alc. Ho sempre che idee, no, dome di biele wunde, no?